Lo stato di attenzione su tutto il territorio regionale per possibili forti temporali con vento sostenuto e grandinate. Perturbazione che è già arrivata soprattutto in provincia di Vicenza, dove sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. E nonostante la pioggia resta comunque aperto il problema siccità. La regione ha infatti prorogato lo stato di crisi idrica per un altro mese. I nuovi obblighi riguardano soprattutto l'Adige, da cui non si potrà prelevare l'acqua per l'irrigazione se la portata del fiume scende sotto una soglia determinata. Questo preoccupa soprattutto il consorzio di bonifica. Matteo Mokorovicic. L'ordinanza è firmata dal presidente della regione Luca Zaia e vale un altro mese, fino al 15 giugno. In tutto il Veneto è confermato lo stato di crisi idrica, ma è l'Adige quello più sorvegliato. Nonostante la pioggia battente di questo pomeriggio su Verona, il pericolo siccità è ancora dietro l'angolo e siccome per irrigare il consorzio di bonifica veronese preleva acqua dal fiume, per farlo dovrà verificarne la portata media a Trento. Qui sta la novità. L'acqua destinata ai campi va gradualmente ridotta man mano che scende il livello dell'Adige, fino al divieto di prelievo se si arriva sotto i 100 metri cubi al secondo. Sarà difficile gestire l'irrigazione, lavorare sulle portate, sui tempi, sono tutte operazioni che certamente si possono fare ma richiedono un grande lavoro proprio d'ufficio e di analisi da parte nostra. Altrove le limitazioni ai prelievi di acqua sono differenti. Per il Piave e gli altri fiumi, per esempio, si va dal 20 al 12% in meno. Per il consorzio veronese, oltre ai nuovi limiti, c'è l'obbligo anche di garantire un tot di acqua al consorzio LEB per diluire il fratte inquinato e al consorzio Adige Po in Polesine per mantenere in sicurezza il livello dell'Adige. Questo diventa un problema se a Trento si scende sotto la soglia minima, soprattutto per chi usa soltanto l'acqua del fiume. Si creerà di fatto una situazione un po' di disparità perché i nostri consorziati che utilizzano acqua di superficie non potranno assolutamente irrigare, mentre chi ha i pozzi potrà irrigare.